Benedica a tutti, cominciamo questa puntata di Stupor Mundi con un servizio di Filippo Albamonte che ne parla della situazione economica italiana. Secondo gli osservatori dell'Unione Europea e di tanti commentatori dei media, il governo di Mario Monti salvò l'Italia. Secondo di Iddi, il fatto di mettere a posto i conti dello Stato è la cosa più importante di fare e il governo Monti ha per stu fini principali e stu merito. Ecco i principali dati economici per il 2012 forniti dall'Istat, della Banca d'Italia, dell'Eurostat e del Fondo Monetario Internazionale. Il PIL calò del 2,4%, la disoccupazione ha chianato dell'1,8% e chi da tra i picciotti ha chianato del 4,9%. I cristiani senza travaglio aumentarono del 21,4%, il reddito delle famiglie scendeva del 2%, la spesa delle famiglie scendeva del 3,6%, gli investimenti calarono del 7%, la produzione industriale scendeva del 7,6%. I prestiti alle famiglie diminuirono dell'1,1%, i prestiti alle ditte scenderono del 4,5%. Le sofferenze bancarie, cioè i cristiani che non riescono a pagare i debiti con le banche, aumentarono del 16,7%. Il rapporto debito pubblico-PIL ha chianato di 5,7 punti di PIL e il rapporto deficit-PIL scendeva di 1,3 punti. Le esportazioni aumentarono dell'1,6%, ma le importazioni scenderono dell'8,2%, segnale chiarissimo che le produzioni e i consumi degli cittadini italiani calano sempre più assai. E per finire, l'inflazione aumentò a 2,4%. La maggiore parte dei politici si la pigliarono con il governo per questi risultati assai negativi, ma non si ricordò di dire che l'Italia è nel sistema monetario europeo e aveva l'euro come moneta e perciò qualsiasi voglia governo non potesse fare niente di meglio o di diverso di chi di quei fici monti. Stare dentro all'euro significa che lo debito pubblico non è coperto dalla moneta nazionale. Le piccole peppare e gli interessi vengono pigliati dalle tasse dei cittadini, differentemente di chi che succede in tali paesi che hanno la propria moneta, come gli USA o lo Giappone. Significa che lo Stato va a tagliare i suoi spese, magari chi per la salute, la cultura, l'assistenza ai poveri e via discorrendo, per trovare le piccole per gli interessi sopra lo debito e per gli accordi europei che ha firmato, come lo Fiscal Compact. Per esempio, solo per questo accordo, lo Stato va a trovare 50 miliardi di euro l'anno per la riduzione dello debito e magari chi per lo fondo salva stati. Tutto questo pare non ci fosse e la maggioranza dei politici continua a non affrontare la questione dei gravissimi difetti della moneta unica. Fare sport per vivere buono, per vivere meglio. Vediamo sul servizio di Claudia Blesi. Si tennero in Palermo lo 13 e lo 14 di aprile 2 giornate interimenti dedicati allo sport. La manifestazione, denominata La vita è un dono, vivi buono, vivi meglio, la prevenzione in tallo sport, i medici incontrano la cittadinanza, venne organizzata di consiglieri comunali Giovanni Locascio, con l'aiuto di 23 associazioni onlus, con la intenzione di dare un contributo allo sport, assai importanti per lo sviluppo e la riabilitazione della persona, non solo per l'aspetto fisico, ma magari per chi psicologico di lo cristiano. Sport visto magari come strumento di aggregazione, valido per insegnare il rispetto delle regole in tale realtà difficili come i burgati delle grandi metropoli. La prima giornata a Palazzo di Liaculi vitti l'incontro di dotture e associazioni sportivi con le istituzioni. Presenti Luconi, l'Associazione Italiana Medicina dello Sport, lo Comitato Italiano Paralimpici, la Facoltà di Medicina di Palermo, che si incontrarono con l'assessore allo sport di Palermo, lo presidente dello Consiglio Comunale e i due consiglieri Galvano e Locascio. In tale seconda giornata invece si esibbero allo Palaureto diversi gruppi sportivi di vari palestri, di casalinghi che si dedicano allo sport mentre i figli sono alla scuola, ai professionisti delle discipline sportivi, di gruppi che, come l'associazione Porti Aperti, levano i piccirilli della strada, a cui lo sport lo pratica per passioni. A concludere l'evento, gli interventi di Lusinnaco Orlando con la manciata di prodotti tipici siciliani a Tinghitè e la mostra di mercato artigianali locali. Chiudiamo questa edizione con un autoservizio di Claudia Blesi sopra lo premio delle due Sicilie, che si tende in Palermo lo 6 aprile.
L'6 di aprile si tiene in Palermo, alla sala di Libelati di Lu Palazzo di la Città, la cerimonia di la consegna di Lu Premio dei Sicili, Sintemu Gianni Annuale, uno degli organizzatori. Questa iniziativa, il premio delle Due Sicilie, che è un premio internazionale che riguarda arte e cultura in genere, nasce per rafforzare il tessuto del meridione, quindi per un'identità meridionale si affacciano alla finestra della vita autori, artisti, poeti, scrittori e quanti vogliono lanciare un messaggio etico, sociale per rafforzare la società. Tra i partecipanti, il poeta siciliano Marcello Serretta, ascoltiamo la sua poesia. Un vecchiereddo cammina, si ferma e sospira, si caliperi come sopra la cira. Un bastone l'accompagna all'usolato, è stanco, lo sguardo assente, pare malato. Pensa allo figlio che non c'è più, dice sempre, l'uomo bastone, sei tu. Un angelo scinne, sbattendo l'ale, smuove le foglie, pare reale. Si vota sto padre, sente nuciato, pensa allo figlio, l'avo salato. Diversi foruli cristiani premiati in tali varie categorie, si intemono di chissi. Siamo con Manlio Fazio, vincitori di Lu Premio Due Sicilie. Sì, io non so se saccio parlare bene siciliano, però vincia un premio in sezione B, che era la sezione dedicata a saggio breve e a prosa, e sono molto contento e molto riconoscente. Un mio racconto era sopra un mausoleo, era un racconto sopra un monumento d'arte. Questo mausoleo è a Ravenna ed è un mausoleo dedicato all'imperatrice Galla Placidia. Grazie Mario, grazie. Salutiamo. Salutiamo. Questo è tutto per questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo.